DigiLode è un concorso a premi che il gruppo ERA ha iniziato a promuovere nel 2017. Si tratta di un concorso rivolto alle scuole, nella fattispecie alla digitalizzazione delle scuole locali. Ascotrade ha accolto questo concorso proprio quest'anno, nel 2021, quindi l'anno scolastico che andiamo a premiare è il 2021-22, e attraverso praticamente l'attivazione di comportamenti virtuosi da parte dei nostri clienti si vanno a determinare dei punti che costituiscono una classifica. Questa classifica viene poi pubblicata attraverso il nostro sito internet, attraverso il sito internet di DigiLode, e vengono determinate quindi le prime 5 scuole vincitrici per il primo quadrimestre. Nel caso odierno siamo a Belluno, nella scuola Pellegrini Borgo Piave, che ha vinto proprio 2.500 euro per progetti di digitalizzazione. Questa iniziativa è importante perché dà la possibilità a questa scuola, che comunque è una scuola già all'avanguardia dal punto di vista della digitalizzazione, dove abbiamo già una classe 3.0, abbiamo già un sistema di collegamento molto avanzato, diciamo, quindi questo premio che riceveranno permetterà di potenziare e anche rinnovare quelle che sono le attrezzature informatiche che così velocemente si perfezionano e daranno possibilità a questi alunni di avere una scuola dal punto di vista informatico all'avanguardia. E mi sento di dover ringraziare il comitato genitori di questa scuola, che ha sempre dato un grande contributo economico e anche fisico di lavoro proprio per la digitalizzazione, con le iniziative che loro promuovono proprio per raccogliere fondi per poi acquistare strumenti di questo tipo. Oggi saranno presenti appunto la maestra Anna Uva, che è la referente del Presso, con la sua classe, che è la classe quinta, che è una classe in uscita, che diciamo così lascerà il testimone poi ai piccoli che entreranno per un nuovo percorso di scuola innovativa.